Buona giornata, bentrovati, prima edizione del nostro telegiornale, in onda puntuali dalle 12 alle 13:30, come sempre, come ogni martedì. Iniziamo con il darvi il sondaggio che ci sarà questa sera a Ring. Dopo Zaia si vota quest'anno, secondo voi è giusto o no? Perché appunto ci sono le regionali in autunno, mentre scatta il rush finale sui candidati. Vi chiediamo infatti se secondo voi sia giusto votare il dopo Zaia già all'autunno di quest'anno. Il sì o no, i numeri che avete visto e che continuate a vedere in sovraimpressione. Tanta la cronaca del territorio come sempre, da tutto il Veneto. Torniamo a parlare di furti e lo facciamo con il nostro Cristian Arboit, che si trova in diretta da Treviso, dal quartiere Sant'Antonino, precisamente nella zona della chiesa votiva, perché ci sono stati dei furti di pezzi di auto e si eleva ancora più alto la richiesta dei residenti e del gruppo del controllo di vicinato, una richiesta che avevano già fatto al sindaco Conte tempo fa, ma che tornano a ribadire con forza. Ma ci racconta tutto nel dettaglio il nostro Cristian Arboit con Tommaso Migot da Treviso. Buongiorno Cristian. Buongiorno Edi, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Tommaso Migot che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via Sant'Antonino a Treviso, zona chiaramente fuori le mura. Siamo all'altezza di via degli Stretti, quella che vedete è la scuola Manzoni. Qui si è registrato nel fine settimana, nella notte tra sabato e domenica, una raid, l'ennesimo raid su auto in sosta, auto di grossa cilindrata, in questo caso come potete vedere anche dalle immagini, auto che sono state letteralmente vampirizzate, come succede, ahimè, ai noi troppo spesso in questa zona. I residenti sono esasperati non tanto per questo fatto, ma per quella che definiscono una vera e propria escalation, la possiamo definire così. Chiedo al referente, al coordinatore del gruppo di controllo del vicinato di via Sant'Antonino, chiesa votiva, Claudio Balsimelli. Esatto. Buongiorno a tutti. Io oggi sono qui nel quartiere della chiesa votiva come rappresentante del controllo di vicinato e mi faccio portavoce di tutti i residenti di questo quartiere, in quanto siamo veramente stufi. Quello che è successo un paio di notti fa è solamente l'ultimo episodio, ma vi posso garantire che sono sempre di più gli episodi di microcriminalità legata al nostro quartiere, che è proprio qui alle prime porte della città. Siamo qui per chiedere al nostro sindaco Mario Conte, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare in un paio di incontri ancora all'inizio dell'anno 2024, di rispettare l'impegno preso con noi e di mantenere le promesse fatte. Perché video telecamere, occhi di sorveglianza, occhi elettronici. Si tratta proprio di questo. Ci sono state promesse delle telecamere per aiutarci appunto a contrastare queste attività di illegalità, e ad oggi, a distanza di un anno e mezzo, noi non abbiamo ancora visto niente e non abbiamo soprattutto delle risposte che ci possano far capire in maniera definitiva quando verranno installate. È tempo che alle parole seguano i fatti, perché altrimenti con le parole noi personalmente non ce ne facciamo niente delle belle parole. Ecco, lo ricordo al pubblico a casa, all'inizio del 2024 questa zona era stata particolarmente bersagliata, vi avevamo documentato una serie di raid, furti in abitazione, ma soprattutto furti sulle auto. Qui però, Balsimelli, noi parliamo anche di spaccio di droga, uno spaccio di droga che avviene sempre più, lei dice, alla luce del sole. Sì, sempre più di frequente si verificano episodi di spaccio di droga anche alla luce del giorno. Trovo che sia veramente una cosa inammissibile, in quanto ci troviamo proprio anche in prossimità delle scuole elementari Manzoni. Io stesso ho assistito a episodi di recente con bambini che vengono presi all'uscita da scuola dai propri genitori, e lo scambio è sempre frequente, ripeto, anche alla luce del sole. Vige una parvenza di impunità. Gli spacciatori stessi nel tempo sembrano non aver più paura di niente e di nessuno. Poco tempo fa, e ci tengo a ringraziare veramente di cuore la polizia locale, che è sempre stata presente, vicina,
sono in filo diretto con loro, si mostrano sempre disponibili, hanno anche effettuato delle operazioni abbastanza importanti, ma credo che queste telecamere siano utili anche a loro poi in termini di indagini per risalire e fare anche da deterrenti a certi episodi. Chiarissimo Balsimelli, allora se mi può seguire intanto sentiamo anche i residenti che ci hanno raggiunto, a dimostrazione che parliamo di fenomeni particolarmente sentiti. Signora, lei prima mi diceva che c'è un problema di spaccio di droga. Sì, effettivamente noi abbiamo constatato che per 2 anni nella nostra via c'era un andirivieni di ragazzi in bicicletta che davano appuntamento ai loro clienti lì e non c'era verso di farli andare via perché hanno detto tanto a noi non ci possono fare niente. Clienti di tutte le età? Sì, clienti sì, giovani, meno giovani, ultra sessantenni, di tutte le età, sì. Quindi voi questo andiriviene lo avete proprio registrato, sì, insomma, abbiamo... e lo avete anche segnalato? Sì, abbiamo chiamato la polizia, carabinieri, mandato mail, è durato per 2 anni perché c'era una casa in ristrutturazione, quindi loro approfittavano, davano appuntamento lì perché era un po' un cantiere e dopodiché adesso che è terminato il restauro e tutto, i nuovi proprietari hanno messo telecamere e quindi adesso non li vediamo più, ecco. Ecco, più in generale possiamo dire, vi sentite poco sicuri? Sì, speriamo che con questi interventi, queste segnalazioni che vengono fatte, speriamo che qualcuno si muova per migliorare la situazione, diciamo così. Ecco, diciamo che voi chiedete che i patti vengano rispettati sostanzialmente. Proprio così, noi chiediamo che le parole vengano seguite dai fatti, lo ripeto ancora una volta perché le promesse vanno mantenute e penso che la gente meriti rispetto. Sembra quasi che ci siano dei cittadini di serie A qui a pochi passi in centro a Treviso e poi ci siamo noi cittadini di serie B. Siamo veramente stanchi, non vogliamo aspettare nuovi spiacevoli episodi e chiediamo, ripeto ancora una volta, al sindaco Mario Conte di rispettare l'impegno preso con tutti noi. Ecco, vi sentite cittadini di serie B qui in via Sant'Antonino? No, per niente, ci sentiamo cittadini di Treviso con tutti i diritti e doveri che hanno i cittadini di una città che si dichiara evoluta, che si dichiara sportiva, che si dichiara all'avanguardia nella vita sociale di tutti i cittadini. Ovviamente non è più sostenibile una situazione di questo genere dove la gente viaggia, cammina, se ne va liberamente per il quartiere, spaccia, fa danni per tutti e quindi chi è straniero è giusto che torni a casa e chi è italiano è giusto che sia messo dentro in prigione. Signora, chiedo anche a voi. Proprio una breve battuta, vi sentite poco sicuri? Purtroppo sì, ci stiamo poco sicuri. Io mi ricordo la Treviso di 20-30 anni fa che vivevamo bene, ecco. Oggi? Io ho paura di tornare a casa, se devo uscire per qualche motivo la sera io ho proprio paura di tornare a casa, anche perché poco tempo fa una nostra amica se l'è trovato uno in giardino. Cioè se io devo arrivare perché ho un motivo di uscire e devo arrivare a casa, aprire il cancello e trovarmi la persona dentro, cioè io ho veramente paura. Grazie davvero a tutti, grazie Balsimelli e ai residenti che ci hanno raggiunto, il messaggio è forte e chiaro, resteremo in attesa quindi della risposta dell'amministrazione comunale e ovviamente riporteremo questo appello a chi di competenza. Per il momento è tutto, Edi, con Tommaso Migotta ti restituisco la linea da via Sant'Antonino. Grazie Cristian, grazie anche ai residenti che sono intervenuti, insomma un problema di cui si continuerà a parlare, vedremo anche che cosa risponderà il sindaco Mario Conte. Noi continuiamo a parlare di furti, andiamo però a Castelfranco Veneto, il ladro è stato tradito dall'abbaiare di un cane, è stato arrestato in flagranza. Aveva già messo a segno 2 colpi e stava per entrare in una terza casa quando è stato scoperto e arrestato. Protagonista della vicenda un 36enne di origine marocchina, residente in città e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso nella notte tra sabato e domenica mentre tentava un nuovo furto in via Piccinini. Nella circostanza il ragazzo si era introdotto prima in 2 abitazioni, da dove aveva poi sottratto dei monili in oro e dell'argenteria.
A far scattare l'allarme non è stato un sofisticato sistema di sicurezza, ma il fiuto e l'abbaiare insistente del cane di famiglia che ha svegliato i proprietari proprio mentre il ladro stava cercando di introdursi in casa. I residenti, insospettiti dai rumori e allarmati dall'animale, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire a piedi. I suoi complici, 2 o 3 persone ancora non identificate, sono riusciti a dileguarsi nella notte. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il 36enne si era introdotto nelle abitazioni forzando un garage basculante. Con sé aveva ancora la refurtiva, monili in oro e posate d'argento per un valore complessivo stimato attorno ai 2.000 euro. Tutti gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L'uomo è stato trattenuto presso la Camera di sicurezza della caserma di Castelfranco Veneto in attesa del processo per direttissima. L'autorità giudiziaria è stata immediatamente informata. Resta ora da chiarire l'identità dei complici mentre le indagini proseguono per verificare se la banda sia responsabile di altri furti avvenuti nella zona nelle ultime settimane. Siamo ancora alla cronaca, lo ricorderete, il femminicidio di Giada Zanola gettata da un ponte sulla 4 nel maggio del 2024, è già passato un anno, il compagno Andrea Favero è stato rinviato a giudizio. Il processo inizierà il 23 settembre. Andrea Favero è stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di convivenza. Il 39enne di Vigonza è accusato di aver ucciso la compagna Giada Zanola gettandola nel vuoto da un ponte sull'autostrada A4 a Vigonza la notte del 29 maggio 2024, cercando così di far credere a tutti che la 33enne, madre di suo figlio, si fosse suicidata. I difensori di Favero, gli stessi che difendono Eric Zorzi, il camionista di Abano a processo per aver ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaro simulandone il suicidio, hanno fatto istanza al giudice per revocare la misura cautelare in carcere. Il giudice per l'udienza preliminare si è riservata 5 giorni di tempo per decidere se disporre gli arresti domiciliari in attesa del processo in corte d'assise. Secondo l'accusa, Andrea Favero avrebbe pianificato l'omicidio di Giada Zanola perché la donna lo stava lasciando. Avrebbe acquistato degli ansiolitici che avrebbe somministrato di nascosto alla 33enne che in alcuni messaggi alle amiche prima di morire aveva rivelato il timore di venire drogata da Favero. Farmaci che l'uomo le avrebbe dato di nascosto anche la notte in cui poi l'avrebbe caricata in auto e gettata da un ponte sull'autostrada in via Prati a pochi metri dalla loro abitazione. Le immagini delle telecamere della zona inquadrano i fari della loro auto passare pochi minuti prima della morte di Giada. Ancora la cronaca che arriva dalla Bassa Padovana, ancora una volta si tratta di violenza nei confronti di una donna. Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio della moglie che vessava da anni. Ha strangolato la moglie fino a farle perdere i sensi, si è poi accanito picchiandola mentre era inerme, ha avvolto il corpo in un tappeto per poi lasciarlo in un lago di sangue sul terrazzo di casa credendola morta. Arrestato a Megliadino San Vitale nella Bassa Padovana un 55enne di origine albanese che lo scorso 6 maggio avrebbe cercato di uccidere la moglie, sua connazionale. I vicini della coppia, allarmati per i rumori, hanno contattato le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i carabinieri di Est si sono trovati davanti all'agghiacciante scena. La donna era avvolta in un tappeto, in un lago di sangue. I sanitari l'hanno trasportata cosciente in ospedale a Schiavonia. Il marito intanto taceva e il figlio della coppia non c'era. Nei giorni successivi al ricovero la vittima ha potuto fornire agli inquirenti la propria testimonianza fondamentale insieme ai referti medici per la ricostruzione della dinamica dei fatti. Il 55enne è stato arrestato sabato. Il marito vessava la moglie da anni. Dalle indagini è emerso anche che l'avrebbe maltrattata quotidianamente con minacce di morte, offese ripetute, costanti violenze psicologiche per tenerla sottomessa, limitandone la libertà di movimento e di frequentazione di altre persone. Tra gli episodi raccolti dagli investigatori vi è anche una precedente aggressione avvenuta il 26 agosto dello scorso anno, con colpi al viso, al torace e alle braccia. Ora l'uomo si trova recluso nel carcere di Rovigo.
Ancora violenza sulle donne, sospetta di essere tradito, entra in un bar e strappa gli slip alla moglie. Di fronte ai clienti e al personale del locale denunciato per violenza privata un 40enne di Cittadella. Sospetta che la moglie lo tradisca con un altro, entra in un bar dove lei si trova e davanti ai clienti e al personale del locale la blocca e le strappa le mutandine, incurante del pianto disperato della donna. Violenza in pieno giorno in un locale della Castellana di fronte alla gente rimasta attonita, gesto che a Castelfranco tutti condannano senza esitazione. Sono sbigottito perché il rispetto per la donna non esiste più. Trovo assurdo, cioè ormai al giorno d'oggi capitano veramente delle cose surreali, ormai non so neanche più cosa pensare io in merito a una cosa del genere. Manca poco a mezzogiorno, l'uomo alto e robusto varca la soglia di un bar di Castelfranco, senza salutare nessuno si dirige verso la moglie, la afferra per le braccia, lei urla e chiede aiuto, ma lui senza pietà le infila una mano sotto al pantalone e strappa con violenza, sfilandole gli slip di fronte a tutti. Nessuno interviene, tutti rimangono impietriti davanti ad una scena a cui mai avrebbero pensato di assistere, mentre l'uomo in tutta tranquillità si dilegua con in tasca il suo trofeo. A consolare la donna, scioccata e umiliata, le persone presenti nel locale, che nel frattempo chiamano la polizia municipale. Gli agenti intervenuti sul posto, dopo aver sentito la vittima e aver raccolto i racconti dei testimoni, su mandato del sostituto procuratore Anna Ortica, si sono subito recati nel cittadelese, dove l'uomo risulta risiedere, per sequestrare l'indumento e interrogarlo. Da tempo il marito sospettava che la moglie l'avesse tradito, per questo motivo quel giorno stesso aveva fatto irruzione nel locale per sottrarre l'indumento intimo, al fine di poterlo fare analizzare in un laboratorio alla ricerca di eventuali liquidi seminali dell'amante. La donna ha presentato denuncia per violenza privata, era costretta da tempo a subire offese, minacce, angherie di ogni tipo, così ha spiegato con le lacrime agli occhi agli investigatori. La giovane, sempre su ordine della procura, è stata portata in un centro antiviolenza protetto dove vivrà per i prossimi mesi. La notizia ha fatto il giro e molti condannano fortemente il barbaro gesto. Ormai gli uomini hanno perso ogni senso di affettività, di gioia di vivere con una donna. Oramai le vedono solo come oggetto. Questo caso è stato molto tragico, tremendo e speriamo che non accada mai più, perché queste cose non devono mai succedere, secondo me. E soprattutto dovremmo educare di più i ragazzi effettivamente a educarli meglio e a evitare così poi tutti questi episodi. La squadra mobile di Padova ha arrestato un nonno accusato di abusi nei confronti della nipote minorenne. Un orco con le sembianze di un nonno, l'orrore celato tra le pareti domestiche ed emerso grazie alla denuncia di una bambina. La squadra mobile di Padova ha arrestato nei giorni scorsi un 60enne italiano accusato di una presunta violenza sessuale nei confronti della nipotina minorenne. Durante le perquisizioni nelle abitazioni utilizzate dall'uomo e nei luoghi di lavoro, i poliziotti hanno sequestrato un'ingente quantità di materiale pedopornografico scaricato su PC e telefoni del 60enne. L'uomo è stato immediatamente trasferito al carcere Due Palazzi di Padova. L'arresto è stato convalidato lo scorso 28 aprile. L'indagine sarebbe partita dal racconto della nipotina di presunti abusi. Numerosi gli indizi e le prove raccolti dagli agenti della squadra mobile di Padova. Le indagini proseguiranno con l'analisi del materiale pedopornografico sequestrato, che è stato trasmesso per competenza al Tribunale di Trento. E i carabinieri avrebbero già individuato alcuni degli aggressori che sabato notte hanno accoltellato due ragazzi al Parco delle Coccinelle di Limena. Rimaniamo nel Padovano, è stato recuperato anche il coltello. Sarebbe stata un'aggressione premeditata, una spedizione punitiva messa in atto da un gruppo di almeno 15 persone arrivate al parchetto con l'obiettivo di colpire i 4 ragazzi, 2 dei quali finiti al pronto soccorso con delle ferite da coltello. L'ennesima violenza tra giovanissimi avvenuta nel fine settimana in un'area verde di Limena sarebbe nata anche questa volta da futili motivi, come si dice in questi casi, piccoli rancori tra compagnie di ragazzi, forse una ragazza contesa, che però si arrivano ad estremizzare
terrorizzare con l'uso sempre più frequente di armi bianche. I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere della zona vicino a Via Verdi, dove si trova il parco Coccinella, teatro dell'aggressione, stanno ricostruendo la rissa. Alcuni del branco di 15 persone sarebbero già stati identificati. L'arma usata per ferire il 22enne e il 16enne finiti in ospedale è stata ritrovata poco lontano tra l'erba. È un coltello da caccia. Appena arrivati gli aggressori hanno accerchiato il gruppetto di 4 persone, presente anche una ragazza, e senza dire una parola avrebbero scatenato la violenza. E allora andiamo a Padova, in città dove per noi c'è collegata la nostra Valentina Visentin, perché oggi si deciderà sulla zona rossa all'Arcella tanto dibattuta e discussa. Valentina, ci sono novità in questa mattinata? Buongiorno. Sì, buongiorno, siamo in attesa di conoscere se è stata istituita una nuova zona rossa a Padova. Il COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, qui in prefettura è iniziato intorno alle 10 questa mattina. Pare sia finito da pochi minuti, perché circa una decina di minuti fa è uscito il sindaco e l'assessore Bonavina senza rilasciare alcuna dichiarazione. Si sono poi trattenuti ovviamente i responsabili, i vertici delle forze dell'ordine. Siamo in attesa di vedere se dalla prefettura arriverà una nota ufficiale, così come era stata per l'istituzione della prima zona rossa nella zona della stazione. Lo ricordiamo, iniziata il 6 febbraio, durata per 3 mesi, era stata infatti prorogata ad inizio aprile fino a inizio maggio in occasione delle festività e dei vari ponti per tutta la zona della stazione. Aveva portato al controllo, all'identificazione di oltre 19.000 persone, numerosi provvedimenti di allontanamento. Una zona rossa che il prefetto poi aveva deciso di non prorogare, concludendo la sperimentazione appunto il 6 maggio scorso, ma garantendo comunque controlli in tutta la città. Poi la convocazione per oggi di questo comitato con le verifiche, insomma appunto la discussione per vedere se era possibile istituire una zona rossa nella prima Arcella. Sembra questa l'area più quasi sicuramente interessata da questa nuova zona rossa. Si parlava anche del Portello, la zona universitaria per eccellenza, ma si vedrà insomma cosa è stato deciso in base anche ai dati portati dai vertici delle forze dell'ordine oggi. Dunque c'è attesa e come sempre la zona rossa in città anima il dibattito politico con le varie insomma associazioni anche contrarie. Già la CGIL, i vari sindacati si erano espressi contrari e si erano detti contrari alla nuova zona rossa. Anche gli studenti insomma non vedono di buon occhio una possibile istituzione della zona rossa nel Portello. Vedremo dunque quale sarà la decisione della prefettura. Maggiori dettagli ovviamente nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina, grazie anche a Federico Cibotto che ha curato la parte tecnica. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi e decisioni che sono attese proprio al termine della mattinata. Se ci saranno aggiornamenti saremo i primi a darveli. Noi torniamo a parlare di cronaca dalle strade con la nostra Chiara Gaiani in collegamento in diretta da Loria, perché sono purtroppo deceduti 2 coniugi arrivati per una vacanza a Palma di Maiorca e si sono scontrati frontalmente con un furgone e hanno perso la vita. Chiara, buongiorno, raccontaci di più. Buongiorno a te ai telespettatori. In realtà con il collega Alessandro Costa Curta ci siamo spostati a Bassano del Grappa, più precisamente nel quartiere di Rondò Brenta, dove vivevano Ottorino Lelio e la moglie Ileana Onisto, 74 anni lui, 77 lei, che la settimana scorsa a Palma de Mallorca, dove si trovavano per qualche giorno di vacanza con il loro figlio, sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada MA13 in località La Puebla, dove l'auto sulla quale viaggiavano, che era condotta dal figlio, un'auto presa a noleggio, si è scontrata con un furgone. Un incidente tragico che non ha lasciato scampo a Ottorino, morto subito dopo l'arrivo in ospedale, mentre la moglie è deceduta il giorno dopo. Immaginate la tragedia anche per il figlio che era con loro, che è stato raggiunto
raggiunto in questi giorni da un familiare dove si sta occupando del rimpatrio delle salme dei genitori, quindi insomma c'è al lavoro anche la diplomazia ovviamente per il rimpatrio delle 2 salme. Nel frattempo è stata aperta un'inchiesta in Spagna sull'incidente, anche il figlio Tiziano aveva riportato alcune contusioni, alcune ferite, ma per fortuna non gravi. Una famiglia conosciuta, quella dei Lelio, soprattutto nel mondo del teatro amatoriale. Pensate, i Lelio sono attori di teatro da 6 generazioni, lo scriveva anche Ottorino nel suo profilo Facebook, nel suo tratto, che era proprio tra virgolette un vizio di famiglia. Anche il fratello ha una compagnia teatrale qui a Bassano, recitava anche la moglie, quindi questa notizia è arrivata nel mondo soprattutto dell'arte e del teatro come davvero un fulmine al ciel sereno. C'è quindi grande tristezza per quanto è accaduto. Noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni su novità, anche sull'arrivo, sul ritorno in Italia delle salme dei 2 coniugi. Nel frattempo io ringrazio Alessandro Cossacurta per la collaborazione tecnica. Da Bassano Edi la linea può tornare allo studio. Grazie Chiara per questi aggiornamenti, rimarremo dunque sull'attenti per capire ulteriori sviluppi appunto quando potranno tornare le salme in Italia. Noi ci colleghiamo dal Palazzo Balbi con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio che sono lì, oggi il punto stampa del Presidente Zaia, andiamo a sentire quali sono gli argomenti di cui si sta trattando. Chiede che Matteo Salvini torni al Viminale, per cui cioè mi danno i trasporti, sta dicendo? No, non lo so, potrebbe essere interessante tutto sommato. No, ma la domanda è, lei ha detto in passato, lei ha detto in passato che si potrebbe immaginare in un futuro post governatore anche in un settore privato ad esempio, però tutto lascia indicare e fa pensare che invece la strada, il treno porti a Roma. Ci dica se potrebbe essere. Cioè io mi chiedo, domani avete una collina di libri, Sport Business Forum. Sono pagine diverse. Non sono pagine diverse. Poi dovete mettere le foto, c'è la pubblicità. Abbiamo capito, dirigere un giornale allora dopo. Se io dichiaro robe strutturate finisce che penalizzo i miei ospiti e non funziona così. Per rispondere dico semplicemente che voi lo sapete, sono candidato tecnicamente a tutto quello che passa al convento. Sono passato dal commissario europeo per i ministeri, Palazzo Chigi, poi ho sgommato e sono andato verso i CONI. Il CONI nessuno scrive più, scrivete qualcosa della mia partecipazione al CONI, piuttosto che altre iniziative. Siamo ai livelli veramente del riscaldamento a bordo campo, credetemi, cioè io leggo quello che voi scrivete, non ne so nulla, vi do la mia parola d'onore. No, scusa, è la parte, cioè, io ho sempre detto, cioè, nel senso che poi il futuro si vedrà, bisogna essere anche un po' pragmatici, un po' anche fatalisti, oggettivamente. Ne vedo tanti che si rovinano la vita pensando al futuro. Prego. Sfogliando la Margherita, lei ha schivato la possibilità anche di candidarsi a Cafarsetti, poltrona scottante all'annuncio. Io ho schivato, io non ho mai parlato, è un'altra roba. Adesso. No, allora lo aggiungo io, le ipotesi, fra le tante ipotesi più o meno fantascientifiche. Sì, me l'ero dimenticata, grazie. Però un commento su. Ma guarda, faccio un commento rispettoso. Faccio un commento rispettoso delle parti, perché c'è un'accusa, c'è una difesa, c'è un accusato o degli accusati, sono 34 se non ho capito male. Dico che è doveroso avere fiducia nella magistratura, che i processi non si celebrano, perdonatemi, sulla pubblica via, ma si celebrano nelle aule dei tribunali e io spero che le posizioni vengano chiarite, appunto, mi fermo lì, non aggiungo altro. Ritorniamo dunque in diretta, riprendiamo la linea, avete sentito alcune domande da parte dei giornalisti durante questa conferenza stampa, è stato chiesto infatti anche se continuerà l'impegno di Luca Zaia in regione, se si sposterà al CONI come tanti paventavano e continuano a paventare e si parlerà anche di questo questa sera a Ring, ricordo per questo il sondaggio, si voterà in autunno e dunque vi chiediamo
chiediamo se secondo voi nel dopo Zaia sia giusto o no votare anche quest'anno in autunno. Dunque il sì o il no, se secondo voi è giusto o no, lo vedete in sovraimpressione i numeri a cui chiamare. La chiamata, ricordo, è gratuita. Se sentite occupato vuol dire che la vostra risposta è stata registrata correttamente. Insomma, vedremo anche durante la puntata di Ring di questa sera a partire dalle 21 con Ferdinando Avarino, anche se il dibattito politico si accenderà anche in merito appunto alle votazioni delle regionali che sono previste in autunno. Noi continuiamo con la cronaca e noi andiamo a Treviso per l'omicidio di Castelfranco. Lorenzo Cristea è stato colpito sopra il cuore con un fendente. Venerdì gli accertamenti medici anche su tutti gli altri giovani coinvolti nella rissa terminata poi in tragedia. 3 fendenti, uno dei quali ha reciso l'aorta procurandogli un'emorragia imponente e la morte in pochi minuti. Questi i primi risultati dell'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto sul corpo di Lorenzo Cristea. Il giovane è stato accoltellato al torace, il colpo mortale sopra il cuore che non gli ha lasciato scampo. Sulla mano un taglio, segno che la vittima ha tentato di difendersi. Venerdì saranno eseguiti gli accertamenti medici sulle ferite riportate da tutte le persone coinvolte in quella rissa, compresi i 2 giovani arrestati, Badr Rouaji e Taben Nani, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario, tentato omicidio e rissa aggravata. Dalle indagini è emerso il motivo della lite avvenuta in discoteca. Tutto sarebbe nato da una spinta avvenuta nel privé del locale fra un amico di Lorenzo ed uno dei 2 arrestati. Un motivo futile, ma tanto è bastato a far accendere gli animi. I 2 ragazzi che hanno iniziato il litigio sono passati subito agli insulti. Immediato l'intervento dei bodyguard della discoteca che hanno fatto uscire dal locale i 2 gruppi. Poteva essere finita così la serata, ma la rabbia ha preso il sopravvento. A farne le spese è stata la vittima, morta per una spinta. Feriti gravemente anche un amico di Lorenzo, il 22enne di Zero Branco, e in maniera leggera altri 2 ragazzi. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per definire l'esatta dinamica dell'omicidio. Sequestrati 2 coltelli, il primo con tracce di sangue, quasi sicuramente una delle armi utilizzate per colpire i giovani, e un altro recuperato qualche giorno dopo senza alcuna traccia ematica, ora sotto la lente di ingrandimento del RIS di Parma, sul quale ci sono forti dubbi che possa essere stato nelle mani dei contendenti. Versioni contrastanti fra i 2 gruppi. Gli amici della vittima, che erano una decina, che hanno dichiarato di essere stati assaliti dai 2 ragazzi nordafricani arrestati, e questi ultimi invece che hanno spiegato ai loro legali di essere stati aggrediti dal gruppo numeroso. Rimane il giallo delle armi utilizzate nella rissa, un solo coltello oppure c'erano altre lame, e chi le ha portate via. Tanti punti che devono essere chiariti per una tragedia immensa scoppiata per una banale spinta. Ancora la cronaca, si muovevano in monopattino in centro a Cittadella con 2 coltelli, uno nel marsupio, l'altro nello zaino. 2 ventenni sono stati denunciati dai carabinieri. Si muovevano nelle vie del centro di Cittadella nel pomeriggio di domenica con addosso 2 coltelli, i ventenni denunciati dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo d'armi o d'oggetti atti ad offendere. I 2 giovani del posto, 22 anni il primo, 23 il secondo, sono stati fermati dai militari mentre percorrevano le strade in monopattino a una velocità sostenuta. Apparsi nervosi durante il controllo, entrambi sono stati sottoposti a perquisizione. Dal marsupio del 23enne è saltato fuori un coltello con una lama di 9 cm, mentre dallo zaino del 22enne un coltello tattico con una lama di 6 cm e mezzo. A quest'ultimo i carabinieri hanno anche sequestrato 4 grammi di hashish nascosti nei calzini. I coltelli sono stati sequestrati, il 22enne è segnalato alla prefettura. A Venezia la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 34 indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude, compreso il sindaco di Venezia, Brugnaro. Il suo legale ha detto: siamo esterrefatti, ancora una volta apprendiamo le notizie dalla stampa. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per i 34 indagati nell'inchiesta Palude, quindi anche per il sindaco Brugnaro, il direttore generale Ceron, il vicecapo di gabinetto Donadini, il magnate cinese Wong, l'imprenditore Vanin e l'ex assessore Boraso agli arresti domiciliari.
Una notizia che, denuncia il legale del Primo Cittadino, ancora una volta si apprende dalla stampa e che lascia il sindaco senza parole. Letteralmente esterrefatto. Per l'ennesima volta devo apprendere dai giornali la notizia che i pubblici ministeri hanno compiuto un atto, anziché apprenderlo da una notifica come prevede la legge. Il secondo commento è che sono veramente esterrefatto nell'apprendere che viene chiesto il rinvio a giudizio di un sindaco, del capo di gabinetto del sindaco e del vice capo di gabinetto del sindaco sulla base di un materiale probatorio inesistente, al netto delle dichiarazioni di un solo signore, il signor Claudio Marin, contraddittorie e già smentite durante le indagini. Le accuse restano quelle di concorso in corruzione nel tentativo di vendere l'area dei Pili all'imprenditore cinese, nonché l'acquisto a prezzo ribassato di Palazzo Poerio. La difesa ora avrà la possibilità di far valere le proprie ragioni. Potremo finalmente parlare davanti a un giudice, cioè a un magistrato il cui fine è l'accertamento della verità, non quello invece della costruzione di teoremi accusatori che non trovano nessun riscontro all'interno del processo. E quando non trovano riscontro all'interno del processo, non vorrei che trovassero riscontro al di fuori dal processo e al di fuori delle finalità del processo penale. Ci difenderemo, come abbiamo sempre fatto, fiduciosi che il giudice riconoscerà l'innocenza di tutti e tre. Poi ci sono gli imprenditori e dirigenti pubblici accusati di aver finanziato con tangenti Renato Boraso per ottenerne favori di varia natura, accuse alle quali i principali indagati si sono sempre dichiarati estranei, tranne le ammissioni di Boraso per alcune delle tangenti ricevute. Il 16 maggio è attesa l'udienza per i patteggiamenti concordati tra accuse e difese per i 12 capi di corruzione per quanto riguarda l'ex assessore Boraso e gli imprenditori Ormenese e Brichese. Se deciderà nel merito dei patteggiamenti, diventerà incompatibile a giudicare sulle altre richieste di rinvio a giudizio. Immediate le reazioni politiche delle opposizioni. Da anni, dichiara la segretaria del PD veneziano Sambo, denunciamo in Consiglio Comunale il conflitto di interesse del sindaco. Oggi è ancora più urgente un gesto chiaro di responsabilità. Le forze politiche che l'hanno sostenuto devono smarcarsi da questo sistema. Adesso noi ovviamente speriamo in una presa d'atto del Primo Cittadino che, al di là di quello che può essere il percorso giudiziario, non soltanto la forma ma l'apparenza e l'immagine stessa che porta avanti della città deve essere scevra da qualsiasi sospetto. In mattinata è arrivata la risposta al commento del sindaco Brugnaro, ci arriva proprio dai colleghi di Venezia, sentiamolo. Ma me lo aspettavo, insomma, perché ci voleva tanto coraggio per dire effettivamente dopo anni di inchiesta non abbiamo trovato niente, perché di questo si tratta. Probabilmente si scaricherà sui magistrati la decisione, però insomma penso sarebbe giusto che poi alla fine qualcuno anche rispondesse poi se effettivamente non c'è niente, perché dalle carte non c'è niente. Abbiamo un unico accusatore, addirittura sta signora Bonsignori che lo sosteneva ha ritrattato tutto e ha detto, io l'ho letto, dovete leggere proprio l'intera dichiarazione di questa qui che dice non è vero niente, ho detto il falso, ero innamorata di lui, l'ho lette l'altro giorno queste robe, dico la credibilità è sotto zero di questa persona, tutto si basa su quello che dice questa persona qua che ha un interesse evidente di farsi pagare un progetto da 3 milioni. Io più di questo non so perché non ho fatto davvero niente, questo è il punto. E come fai a giustificare? Cercherò di tenere tutto nell'ambito del processo perché io sono fiducioso della magistratura, sono certissimo di questo. Semplicemente dico che non lo auguro veramente a nessuno, non auguro a nessuno quello che è successo a me. Tutto qua, mi fermo a dire questo e poi resto a disposizione, so di avere il cuore limpido, pulito, so di aver fatto bene, continuo a fare il mio lavoro perché ho avuto un mandato importante degli elettori, ho fatto delle promesse, voglio finire il lavoro che ho fatto, però devo dire che insomma in certi momenti è un po' la morte nel cuore perché per il mio onore ho fatto tutto.
Insomma, abbiamo sentito la risposta del sindaco, ovviamente torneremo sulla questione nei nostri telegiornali della sera, dando ampio spazio anche ovviamente nell'edizione di Venezia. Noi proseguiamo con prima di proseguire con la cronaca, vedo che c'è il punto stampa del Presidente Zaia, all'ora delle domande, allora andiamo in diretta. Le due cose, perché io non sono ricandidabile, quindi non c'è bisogno di fare uno scambio di favori. Da un lato c'è la scelta del Presidente della Regione che compete alle segreterie ed è legittimo che la mia segreteria, cioè la Lega, chieda il suo rappresentante, non è una lesa maestà. Dall'altro c'è quello che farò io in futuro che non c'entra niente con questo e questo deve essere chiaro. È già deciso cosa fare? No, però vedo che tanti si occupano del mio futuro, non ho ben capito se mi vogliono bene o se sono preoccupati e quindi lo capirò strada facendo. Lei ti vedrebbe bene Conte? Prego? Lei ti vedrebbe bene Conte? Ma guardi, io non faccio assolutamente nomi, ma non lo faccio perché non mi sembra rispettoso nei confronti delle persone che potrei citare e nei confronti di chi deve lavorare per trovare una soluzione. Nel frattempo ospita grandi eventi, futuri grandi eventi culturali, si fa promozione delle sue idee e le ricadute sul territorio? Sì, non si va avanti a scartamento ridotto, si lavorerà fino all'ultimo giorno, la squadra sta lavorando, oggi abbiamo presentato la Collina di Libri, che è una grande roba con grandi scrittori che presenteranno i loro libri nelle colline del patrimonio dell'umanità di Conegliano e Valdobbiadene, e dall'altro lo Sport Business Forum, che sono 3 giorni dal 5 all'8, giorni nei quali a Treviso e a Belluno si parlerà di sport, ci saranno un sacco di ospiti famosi VIP dello sport, ma si parlerà a 360 gradi, immagino anche di quello che saranno le Olimpiadi. Presidente, come commenta la decisione della Procura di Venezia di rinviare a giudizio il sindaco Brugnaro e gli altri indagati? Ma guardi, io non commento la decisione, ma commento il fatto che i tribunali non si celebrano sulla pubblica via, si celebrano. Le dico solo che i processi si celebrano nei tribunali, non nella pubblica via. Spero che vivamente le parti possano chiarire appunto nella fase processuale fino in fondo le rispettive posizioni. Dopodiché fiducia nella magistratura e mi fermo qui, anche perché oggettivamente di questa inchiesta non ne so poco o nulla, ho una informazione di natura giornalistica e penso che non sia tale per cui uno possa entrare nel merito e cominciare a esprimere giudizio. Ma secondo lei il sindaco dovrebbe dare le dimissioni come chiede l'opposizione in Consiglio Comunale? Ma sa, l'opposizione ha chiesto le dimissioni anche per me, per il Mose, che non ero neanche inquisito, addirittura c'era scritto che ero elemento di disturbo per quelli che si comportavano male. Dico che la legge è chiara e quindi c'è una legge che regolamenta tutti i passaggi della vita amministrativa di una persona, anche se è inquisita o se è condannata. E dopodiché le decisioni che competono alla sfera personale e intima sono decisioni personali e intime nelle quali io non voglio entrarci. Si va avanti fino all'ultimo giorno, dice appunto la macchina organizzativa, quando sarà quell'ultimo giorno? Ma lo decideremo, primo giorno utile 21 settembre. Ultimo giorno utile 23 novembre, ecco, in questo range temporale decideremo quando convocare le elezioni, a seguito anche di una serie di valutazioni che obiettivamente, necessariamente dovremo fare. Tra festività, appunto, ponti e non sono tanti. Ponti, festività e altri eventi che magari disconosciamo, ma poi ci vengono a dire che so che c'è una festa di una particolare comunità o altro, è un fatto anche di rispetto e poi decidiamo, insomma, entro il 23 novembre si va a votare. Ma guardi, questo lo decideremo a tempo debito, oggi non siamo nella fase di annunciare le liste, siamo nella fase di dire che si andrà a votare e si deciderà quando andare a votare, dopodiché diremo anche quale sarà la formazione per il voto. Mi piacerebbe fare il sindaco di Venezia? Ma guardi, questa è una domanda che mi fanno in molti, però se io dicessi di sì o di no, comunque darei vita a un sacco di dibattito e soprattutto non potrei più lavorare serenamente in Regione. E quindi i veneti si meritano un Presidente che fino al massimo al 23 novembre parli solo dei veneti. Presidente, scusi, ma le piacerebbe fare il capolista? Mi piacerebbe magari il Presidente del Consiglio regionale? Guardi, no, allora mi fermo alla prima parte.
sono a disposizione del partito, sulla seconda non c'è niente, al momento non so. Grazie, buon lavoro. Riprendiamo dunque la linea, avete sentito il Presidente Zaia, tante le domande sulle elezioni, se si candiderà in qualche posizione, quale sarà insomma il futuro del Presidente. Ancora la cronaca, siamo a Treviso perché continua a far discutere la spedizione punitiva di venerdì pomeriggio in zona stadio. Il sindaco chiede al questore e al prefetto di convocare le famiglie coinvolte. È fondamentale capire che questa faida tra queste due famiglie non abbia ulteriori strascichi, quindi è fondamentale che vengano convocati urgentemente i componenti di queste due famiglie per spiegare come funziona in Italia, perché evidentemente non l'hanno capito, perché se pensano di usare coltelli, bastoni e aggressioni significa che si trovano nel luogo sbagliato. È quello che chiederà il sindaco Conte in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in programma in settimana. Il primo cittadino nel pomeriggio ha incontrato il questore Alessandra Simone per ringraziare le forze dell'ordine per essere riuscite in poco tempo a risalire i responsabili dell'azione punitiva messa in atto venerdì lungo il Put in zona stadio, dove 2 cittadini albanesi e 1 kosovaro hanno aggredito a colpi di coltello e mazza da baseball altri 2 kosovari finiti in ospedale, prima di danneggiare anche l'auto di una delle vittime. Nelle ultime ore la polizia ha denunciato i 3 stranieri, sequestrando le armi utilizzate e recuperando gli abiti indossati al momento dell'aggressione. Adesso manca l'ultimo passaggio, che è quello della certezza della pena. Io vorrei che nel giro di poche ore queste persone, i responsabili di questa missione punitiva, venissero anche garantiti alla sicurezza e quindi finissero in galera, come è giusto che sia. La spedizione punitiva è l'epilogo di una faida che va avanti dal 2022, quando a Fiera venne massacrato il 52enne Rajip Kolcekci. All'origine di quanto accaduto venerdì ci sarebbero le scuse non accettate dai familiari della vittima per i fatti di 3 anni fa. Un episodio scioccante che riporta al centro del dibattito in città il tema sicurezza, ma che il sindaco Conte vede estraneo alla realtà del capoluogo e non riconducibile all'eventuale istituzione di una zona rossa. Non è riconducibile al ragionamento sulle zone rosse, perché è successo zona stadio, l'altra volta si sono accoltellati a Fiera e poteva succedere in qualsiasi altro comune della Marca, dove queste persone che erano praticamente state individuate per compiere questa vendetta potevano fermarsi in qualsiasi altro bar della provincia di Treviso. Noi dobbiamo lavorare con grande impegno, con grande sinergia tra forze dell'ordine e anche con la polizia locale, perché questi episodi non succedano. Devo dire che Treviso rimane comunque un'oasi felice da un punto di vista della sicurezza, ma questo non deve portare a un abbassamento delle difese, anzi dobbiamo incrementare ancora di più la presenza del territorio. Una tragedia nel pomeriggio di ieri a Ciano di Crocetta del Montello, una 65enne di Ponte nelle Alpi, Angela Clerici, impegnata a pulire delle arnie insieme al figlio con il quale gestisce un'azienda di apicoltura nel Bellunese, è stata punta da un'ape che le ha provocato uno shock anafilattico. È stato tempestivo l'intervento dei sanitari del SUEM, ma per la 65enne non c'era più nulla da fare. La tragedia si è consumata in un terreno di via Generale Fiorone, dove sono arrivati anche i carabinieri di Crocetta. La signora era nata a Erto nel Bellunese, ma abitava da tempo in via Dolomiti a Ponte nelle Alpi. Aveva lavorato a lungo come operaia alla Safilo di Longarone, poi condiviso con il figlio l'amore e l'attività nell'apicoltura. C'è cordoglio dalla comunità di Crocetta e le condoglianze e vicinanza espresse alla famiglia da parte della sindaca Marianella Tormena. E insomma, con questa notizia noi andiamo in pubblicità per poi aprire il nostro spazio di approfondimento e conoscenza. Andremo a conoscere 2 ragazzi che hanno fatto il giro del mondo in camper. Ciao Rospi. Cosa c'è qua? Ma non ci posso credere. Ma cosa fate qua? Guardate, mi credevo là.
guarda ragazzi. No, ma dai, ma siete bene, che siete due cartonati, ma siete due cartonati. Oh ma! Sorpresa! L'hai vista? Siamo arrivati! Sì, Ciao, ciao! Come stai? Pacco dall'Australia! Che sorpresona! Che sorpresona! Ma vai! Cari! Ciao papà! Ciao fratellone! Questi erano Camilla Marcone e Francesco Zorzi, che ora sono qui in studio con me, che presento e saluto. Grazie per essere in studio. Grazie mille, è una bellissima emozione essere qui. Grazie oggi, a voi, era una promessa, noi con la nostra collega Lina Paronetto ci eravamo già conosciuti, eravate però in Nuova Zelanda, completamente dall'altra parte del mondo, un'idea, quella di lasciare tutto, partire e andare, avete comprato un camper e da lì siete partiti. Questo era il video che abbiamo visto, che avete condiviso sui vostri social del vostro ritorno, perché siete tornati per un po' qui in Italia dopo quanto tempo all'estero? Sono già 3 anni. Siamo partiti nel 2022 e abbiamo fatto un'esperienza partendo praticamente verso ovest e rientrando verso est, una sorta di giro del tondo. mondo, sì. E siamo partiti dagli Stati Uniti, abbiamo fatto il Working Holiday in Canada, che è un visto di lavoro viaggio, ci siamo poi spostati in Centro America, poi in Nuova Zelanda e poi in Australia, da cui siamo appena tornati, sempre con questo visto che ci permette fortunatamente di lavorare legalmente nei paesi in cui andiamo, in modo tale da poterci permettere appunto di andare avanti col viaggio e sostenerci economicamente. Vediamo poi, grazie all'aiuto di Alessandro Granziera e Alberto Pivetti in regia, qualche vostra foto, perché avete poi anche questa grandissima passione, l'avventura, il viaggio, ma anche la fotografia. Francesco, quando è che siete partiti e come vi è arrivata? Come vi è venuta questa idea di lasciare tutto e partire? Beh, allora, un poco più di 3 anni fa, ovviamente in concomitanza più o meno col periodo che tutti noi appunto abbiamo avuto durante il Covid, e in realtà avremmo dovuto partire prima che chiudessero tutto, del Covid, della quarantena e quant'altro. Durante quel periodo di chiusura, diciamo, un po' anche di riflessione che ognuno di noi per forza dovuto avere, e abbiamo contemplato un pochino l'idea che da prima era un po' un'idea solo nella fantasia. Noi lavoravamo e pensavamo che bello sarebbe fare un'esperienza di working holiday all'estero, comunque anche per imparare l'inglese, per fare esperienza in generale. Poi durante il Covid anche abbiamo sofferto, come appunto tutti noi, un pochino la chiusura anche a livello sociale, a livello un po' sotto tutti gli aspetti. Certo. E quindi dopo appena hanno un pochino riaperto, diciamo così, le porte, la possibilità di tornare a fare i nostri lavori, e tornare a salutare anche le nostre persone le care, gli amici, abbiamo pensato, ma perché invece che farla rimanere una fantasia non proviamo effettivamente a concretizzarlo? E quindi da lì appunto il nostro camper abbiamo deciso di spedirlo in America e iniziare così la nostra esperienza, che alla fine invece che durare 1 anno è durata 3 anni. Quindi da cosa nasce cosa, quindi abbiamo conosciuto molte persone, fatto molta esperienza, da ogni esperienza altre esperienze nuove. E quindi questo è stato un pochino, anche perché se non lo facevamo in quel preciso istante, post appunto questa lunga riflessione un po' costretta appunto dalla situazione appunto sociale, e un po' anche perché è una cosa effettivamente ci ha dato il tempo di fermarci un attimino e dire ok, ora siamo qui e viaggiamo nella fantasia, perché poco altro si poteva fare in quel momento, e abbiamo deciso poi di concretizzare questo grande sogno, che era appunto fare un pochino il giro, questa esperienza che poi è diventato il giro del mondo. Il giro del mondo. Da che lavori arrivate e soprattutto quanti anni avete?
Allora, ne abbiamo 34 entrambi e io sono fisioterapista e Francesco è un rieducatore motorio, ha lavorato in scienze motorie, quindi diciamo che i nostri lavori sono sempre andati molto in parallelo anche come collaborazione. E diciamo che questo viaggio purtroppo è stato all'insegna di esperienze completamente diverse, perché non potendo fare esercitare le nostre professioni all'estero, ci siamo arrangiati facendo di tutto e di più, dai lavori più umili ai lavori da fortuna, assolutamente, per fortuna che... Sì. E è stata un'esperienza molto bella, perché proprio anche a livello esperienziale, anche proprio a livello lavorativo abbiamo fatto cose che mai avremmo immaginato di fare, completamente agli antipodi dalle nostre professioni. Per esempio? Per esempio durante l'ultimo anno abbiamo fatto spaccalegna, impachettatori di legna, abbiamo fatto gli spicciolatori di fragole, abbiamo lavorato in un campeggio, abbiamo fatto gli housekeeper, abbiamo piantato pini. Tree nursery, riforestazione. Sì, per la riforestazione. Ci ha proprio aperto... In un'azienda dove facevamo processazione, si chiama, non so se in italiano è uguale, di vegetali, quindi taglio, impacchettamento, insomma lavori anche molto umili, ma ci sono piaciuti tutti, comunque pesanti, fisici, ma sono state comunque esperienze bellissime, anche perché ci hanno permesso di conoscere tantissime persone, fare esperienze e anche migliorare l'inglese, che comunque è sempre secondo noi una cosa molto importante, e proprio anche aprirci a livello mentale e farci appunto fare cose che non avremmo mai pensato di fare, di poter fare. Siete rimasti quasi un anno in Australia o un anno intero? Un anno in Australia, uno in Nuova Zelanda, uno tra Canada e Stati Uniti e una piccola parentesi di un mesetto, poco più, in Centro America, in Costa Rica, ma per un fatto più di fauna, perché siamo tanto appassionati di animali e quindi abbiamo anche approfittato durante questi viaggi per vedere e fare questi incontri incredibili con degli animali unici. Mentre il camper viaggiava appunto dall'America alla Nuova Zelanda, noi siamo andati in Costa Rica per approfittarne. Infatti era la prossima domanda, insomma non è così agevole spostare via mare un camper a cui avete dato un nome e a cui vi siete anche dati un nome, siete una coppia della vita, ma avete una pagina social in cui condividete, avete condiviso in questi anni il vostro percorso, se vogliamo anche raccontare come si chiama e da come è nata. Allora la pagina si chiama Le Teste di Camper, che diciamo è un pochino un gioco di parole, e anche un po' per prenderci in giro e per ironizzare un pochino su quando una persona si fissa un pochino troppo su qualcosa, sei una testa di camper, nel senso che ci portiamo questa passione proprio dentro e la vita in camper sta nella testa. Anche perché provate a immaginare quando l'abbiamo detto a casa ai nostri genitori cosa non ci hanno detto, perché lì prima che stavamo con una vita comunque da lavoratori, il classico, insomma, la classica nostra routine ce l'avamo creati giustamente dopo gli studi, di colpo una notizia del genere, ovvio che rimane un pochino, ma come? Ma se siete matti? Ovviamente senza partire così, e c'è stato un po' di sorpresa all'inizio, non positiva ovviamente per tutti, però insomma questo è il motivo un pochino, del nome. Il Gran Passo, giusto? Sì, il Gran Passo è il nome del nostro camper e quello deriva un pochino più dal mio lato da nerd, perché io sono una super fan di Tolkien e del Signore degli Anelli, poi l'è diventato anche lui per colpa mia. Per osmosi. E quindi l'abbiamo deciso di chiamare come Aragorn, uno dei personaggi di questa saga, e che ha appunto il nome Gran Passo anche proprio per la lunga strada che ha fatto e che farà anche. E poi andando in Nuova Zelanda, dove è stato girato il film e tutto ambientato lì, quindi era anche l'idea di arrivare dall'altra parte del mondo di Nuova Zelanda anche con questo nome è stato insomma concretizzato, ecco, tutto. Certo, e in Nuova Zelanda avete conosciuto, noi l'abbiamo conosciuto purtroppo per la cronaca, Alex Marangon. Sì. L'abbiamo conosciuto casualmente nell'isola del nord della Nuova Zelanda, è un tasto ancora un po' delicato, e praticamente il suo esordio, lui era parcheggiato dietro di noi con un mezzo locale, quindi targa neozelandese, noi non potevamo sapere che lui fosse un ragazzo italiano. Non c'era nessuno. Non c'era nessuno, eravamo in questo parcheggio, in realtà era un pezzetto di spiaggia adibito a campeggio gratuito wild, e lui è uscito col suo sorriso dicendoci: ma avete trovato un buco in Italia e siete sbucati qua col vostro camper? E da lì è nata... Sì, anche perché non ci aspettavamo che poi qualcuno parlasse in italiano, quindi ci ha girato non avevamo ancora conosciuto neanche un italiano in Nuova Zelanda.
e lui è stato il primo, e da lì abbiamo passato quasi una settimana, giorno e notte insieme. In quel posto, sì. Da soli completamente, sì, e lui ci ha introdotto anche alla meditazione, a questo tipo di attività che appunto ogni mattina ci faceva fare, ci ha insegnato a fare. Poi ci siamo da lì spostati insieme in Nuova Zelanda, e poi da lì a un mese noi siamo ritornati, dove avremmo dovuto vederci per il mio compleanno, che era il 27 aprile, e poi è successo appunto quello che è successo, e purtroppo è appunto un tasto che in realtà sarà sempre dolente, perché lui era una persona davvero meravigliosa, stupenda, e abbiamo passato dei momenti veramente puri, veri, ed è veramente raro trovare persone così. Anche perché immagino che nella difficoltà, anche perché noi stiamo raccontando tutti i lati positivi di un viaggio così, però insomma anche a livello pratico le difficoltà sono moltissime. Destabilizzanti, sì. E quindi anche i legami che si creano sono molto più profondi. Quando si creano, sì. Sono proprio quasi indissolubili, perché noi, tutte le persone che abbiamo conosciuto durante questo percorso, sono persone che sentiamo sempre, con cui ci vedremo e con cui speriamo appunto che vada avanti poi questa amicizia che si è creata, anche se in poco tempo, per tutta la vita. La parte positiva del viaggio è appunto che hai anche la possibilità di trovare le persone più affine alla tua persona, e quindi quando si creano le amicizie rimangono persone che magari decidono per sempre, indipendentemente da cosa succede. Poi, assolutamente, di fare anche la vostra stessa scelta e la vostra stessa vita, anche se magari per un breve periodo. Voi siete tornati qui dopo un anno in Australia, insomma, vi fermate per quanto? Allora, questa è una bella domanda, nel senso che sicuramente ci fermeremo per un bel po' di tempo, che poi il tempo è relativo, noi abbiamo sempre tanti sogni e tanti progetti, adesso ci stiamo muovendo per tornare un po' nei nostri ambiti lavorativi, ma abbiamo un grande progetto che ci piacerebbe realizzare entro fine anno, che è una mostra fotografica. Ci piacerebbe appunto qua, sempre nella zona di Treviso, e ci piacerebbe tra l'altro collaborare con un'associazione ambientalista che può essere Legambiente, EMPA, WWF. Ci piacerebbe contattarli, perché ci stiamo muovendo proprio adesso, per fare proprio una sorta di racconto di fauna, flora, e anche proprio per sensibilizzare un pochino anche sui cambiamenti climatici, su tutto quello che abbiamo vissuto a livello proprio effettivo di che cosa succede al di fuori dell'Italia, comportamenti che poi purtroppo tante volte si critica dove si sta, non sapendo cosa succede dall'altra parte, ma a volte insomma i problemi grossi ci sono e ci piacerebbe raccontarli e provare insomma a ampliare un pochino, anche più che ampliare, a spiegare un po' a tutti cosa è stato per noi, cosa abbiamo visto, e anche sensibilizzare appunto su questi argomenti che spesso sono un po' delicati. E poi questo viaggio c'è qualche progettino, c'è in Nuova Zelanda, tra 6 mesi abbiamo un progetto di volontariato in un'isola al sud, dell'isola del sud della Nuova Zelanda, quindi ancora più sperduti. L'isola che vi è rimasta più nel cuore. Sì, l'isola che ci è piaciuta di più. Assolutamente. E poi avremo anche un'altra possibilità, poi da cosa nasce cosa, quando anche si fanno tante esperienze, ovviamente tra un annetto e mezzo c'è anche la possibilità di tornare in Canada per un periodo a lavorare. Abbiamo degli amici ovviamente anche in Canada, quindi è ancora, diciamo che stiamo ancora metabolizzando il fatto di essere qui. Immagino. Perché essendo divisi un po' tra Milano, dove io arrivo da lì, e Treviso, siamo proprio tornati, ci sembra di essere tornati ieri, perché abbiamo fatto qualche settimana con i miei a Milano, qualche settimana qui, quindi è poco tempo da una parte, poco tempo dall'altra, e ci sembra proprio di essere stati catapultati. L'unica difficoltà di tornare dopo 3 anni è quello che tu, quando torni nel posto in cui hai vissuto per tanti anni, in qualche modo rindossi gli stessi abiti, nel senso metaforico, e quegli stessi abiti sono inevitabilmente non più congrui o adatti completamente alla tua personalità, che inevitabilmente è cambiata. Forse è il lato più difficile. Pensavamo che la cosa più difficile fosse lasciare tutto per partire, invece forse ci stiamo rendendo conto che la cosa più difficile è proprio tornare come persone diverse in un posto dove tu sei sempre la stessa persona. E quindi stiamo capendo un pochino in fase di
Wow, in bocca al lupo per tutto. Prima di lasciarci e di salutarvi, mi avete portato questo bellissimo, io l'ho chiamato talismano, è un piccolo boomerang. Puoi provare a lanciarlo per questo turno, ma non dall'Australia, però mi dicevi, io ho detto sarà il mio talismano insieme a tutti i portachiavi che ho, ma ce ne hai uno addosso. Ne ho uno anch'io, sì, che viene dall'isola del nord della Nuova Zelanda, che è una giada, ovviamente è una pietra sacra per i Maori, un popolo a cui ci siamo affezionati molto, sia conoscendone parecchi che come culto, leggende e religione molto vicina alla natura, e quindi ci siamo portati via un pezzettino di uno dei nostri paesi preferiti in assoluto. Bene ragazzi, Francesco e Camilla, grazie mille per essere stati qui, per averci raccontato la vostra storia, e qualsiasi progetto noi insomma saremo felici di condividerlo anche con chi ci ha ascoltato oggi in questa nostra edizione. Salutando Camilla e Francesco, augurandogli ovviamente il meglio, andiamo in pubblicità. Grazie mille. Siamo tornati in diretta dopo il giro del mondo che abbiamo fatto con Camilla e Francesco e che loro hanno fatto a bordo del loro camper. Noi torniamo invece con i piedi per terra e sul nostro territorio ci spostiamo a Vicenza, perché ci sono polemiche per la pista ciclabile di Cabalbi che dicono essere pericolosa e davvero poco utilizzata. Il contributo dei nostri colleghi di Vicenza. Siamo alla pista ciclabile di via Cabalbi, pista ciclabile in passato contestata, ad oggi residenti e commercianti tornano a chiederne la sicurezza. Siamo in compagnia con la dirigente di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro e con una delle commercianti. Lei che tipo di problematiche rileva da poter mettere in luce? Sì, allora noi ancora dopo 1 anno e mezzo in cui è stata fatta questa pista ciclabile abbiamo moltissimi problemi, perché i nostri clienti non sanno dove parcheggiare, perché hanno praticamente tirato via tutti i posti auto che avevamo davanti alle attività e quindi si trovano in difficoltà nello svoltare e poi di conseguenza nel parcheggiare. E oltretutto quando i clienti magari, quei pochi che capiscono come utilizzare, come entrare insomma nei parcheggi, nelle nostre attività, è pericolosissima perché non vedono i pedoni che avanzano, le biciclette, e la visibilità è quasi nulla per quelli che entrano o escono. Ecco, la pericolosità è uno dei punti, ma lei chiede di voler far chiarezza anche sulle tempistiche. Sì, perché ad oggi, dopo 1 anno e mezzo del termine dei lavori, sappiamo che non è ancora stato fatto il collaudo, non è stata fatta un'inaugurazione, quindi sappiamo bene che quando un collaudo non viene fatto al termine di un'opera, l'opera comunque risulta ad oggi incompiuta. Quindi chiediamo all'amministrazione di farsi avanti, anche magari con un'assemblea pubblica, nel spiegare quali difficoltà stiano incontrando, perché senza un collaudo a tutti gli effetti rimane ancora un'opera che è un cantiere aperto praticamente, quindi anche pericoloso per i cittadini, per i pedoni e i ciclisti. Ecco, queste le questioni che vengono messe in luce, ma a tal proposito abbiamo sentito anche i residenti che ascoltiamo insieme. È comoda per certi versi, non posso dire. Certo che con tutti i cordoli che hanno messo si fa fatica a uscire. Qualche volta posteggiano anche in cima la pista ciclabile. La pista ciclabile difficilmente viene usata dai ciclisti. Ne ho visti anche ieri che passavano la pista ciclabile qua, passavano dall'altra parte. Era più pericoloso prima. Diciamo che non hanno fatto un gran lavoro con queste cose, perché tanti ci prendono dentro, però diciamo ci voleva questa ciclabile. Anch'io questi cordoli li ha chiamati, li trovo così alti, un po' esagerati. Allora dal punto di vista del pedone ben ci sta, dal punto di vista del cittadino che in macchina prima poteva parcheggiare anche qui, diventa un po' difficile perché non abbiamo più tanti parcheggi. Da Vicenza a Venezia, un fermo della polizia durante una nostra diretta TV. Vediamo il servizio di Anna Maria Parisi.
Ecco il fermo della polizia locale di uno sbandato dell'Est Europa, completamente ubriaco, ripreso in diretta dalle nostre telecamere. Per decenza non mostriamo la scena in cui urina davanti ad uno dei lampioni della luce in pieno giorno, accanto a noi e alle tante persone presenti in quel momento. Venezia, stazione dei treni. Sono da poco trascorse le 12 quando, durante il nostro collegamento di pranzo, sempre in diretta, il disturbatore, 35 anni dall'ex Repubblica Ceca, ci si avvicina con piglio deciso. Armato, diciamo così, di bottiglia di vetro di vino rosso da cui continua a bere, ci insulta in inglese e ci mostra pure il dito e medio alzato in segno di spregio. Cerchiamo di fermarlo, purtroppo senza successo. Grazie e la linea torna allo studio, grazie. Ubriaco è la terza bottiglia di vino che beve da inizio giornata e sembra pure con tracce di sostanze stupefacenti nel sangue, si scoprirà in seguito. Fermato e circondato da ben 3 agenti e 2 guardie giurate, verrà portato con la lancia dalla polizia locale alla Smart Control Room per ubriachezza molesta e sanzionato con un'infrazione amministrativa per aver urinato in pubblico. Poco prima Monica Poli, Comitato Cittadini Non Distratti, denunciava l'ennesimo episodio di criminalità in città con il borseggio sventato da un gruppo di commercianti con le 3 giovani borseggiatrici accerchiate da cittadini e turisti e riprese in lacrime. Domenica invece a San Tomà depredata pure una suora. È stata borseggiata addirittura una suora. Ormai la città da un paio di giorni è presa sotto assedio, da minori, da bande, uomini, donne c'è di tutto. Addirittura queste vanno nei negozi e rubano. Abbiamo un negozio vicino al bacino Orseolo dove entrano, si prendono le shopper bag, si mettono dentro tutti i vestiti e scappano. Qui si stanno violando tutti i diritti costituzionali per la sicurezza, qui i giudici devono mettere mano. E insomma questo a Venezia, poi l'avete visto anche voi sicuramente in questi giorni, da un caldo quasi estivo alle piogge, all'aria più fredda che è arrivata, un tempo instabile che ieri ha portato anche a forti temporali soprattutto nella bassa padovana, strade allagate in zona Terme che hanno causato qualche disagio alla circolazione. Vediamo. Molti gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento nubifragio che ha colpito la zona della Bassa Padovana e di Colle Euganee ieri pomeriggio. Circa una ventina le chiamate per allagamenti di scantinati e per la rimozione di alberi abbattuti dal fortunale. Strade allagate in vari comuni tra Este e Abano, dove gli interventi sono stati legati a scantinati allagati. Alcuni tratti di via Pelosa, tra Selvazzano e Sacolongo, si sono allagati rendendo difficoltosa la guida per i molti padovani intenti a tornare a casa dopo la giornata di lavoro. Criticità significative si sono registrate anche tra i comuni di Ospedaleto Euganeo e Borgo Veneto, dove l'intenso nubifragio ha causato la tracimazione dei fossati, rendendo impraticabili alcune strade secondarie, spesso soggette ad allagamenti. Al lavoro anche squadre della Protezione Civile a supporto delle operazioni di messa in sicurezza. Parliamo di lavoro, parliamo del lavoro dei ricercatori e dei dottorandi dell'Università di Padova che ieri hanno sfilato in corteo per la giornata di sciopero nazionale contro il precariato universitario. Anche una folta rappresentanza dei ricercatori e dottorandi dell'Università di Padova è scesa in piazza per la giornata di sciopero del precariato. Il corteo, partito dal cuore del quartiere universitario della città, Piazza Portello, ha poi attraversato Padova fino a Piazza Capitaniato, sede della Facoltà di Lettere. Al centro della contestazione la soluzione contrattuale prevista dal DDL Bernini. Non risponde in realtà alla possibilità di contrattualizzare il lavoro di ricerca e propone delle figure lavorative che ancora una volta non danno tutele e garanzie, non c'è un orario di lavoro, una retribuzione fissa, non c'è malattia, non c'è ferie tredicesima, né tantomeno la possibilità della rappresentanza sindacale. La mobilitazione anche contro i tagli previsti dal governo di $0,5 miliardo del fondo ordinario per la ricerca. Definanziando l'università sta facendo entrare sempre più sponsor che hanno delle implicazioni all'interno dell'economia di guerra, come la Leonardo, la Fondazione Medor, o che sono all'interno di attività di greenwashing come Eni. Ricercatori e dottorandi chiedono che le università promuovano un contratto collettivo nazionale della ricerca con retribuzioni adeguate e tutele dei diritti fondamentali.
sono forme contrattuali che in realtà non sono contrattuali, che vanno solitamente da 1 anno a 2 anni, che prevedono molto spesso cambiare città, a volte anche cambiare paese, perché ci viene insegnato che è importantissimo avere un curriculum internazionale, che la nostra è una vocazione, è una passione, che dobbiamo fare dei sacrifici, ma all'atto pratico questo significa anche non poter fare dei progetti, non poter comprare una casa, perché è impossibile ricevere un mutuo con un assegno di ricerca di questo tipo, senza tutele, senza garanzie. All'interno degli atenei il precariato può durare anni, spiegano i manifestanti, limitando così i progetti per il futuro, con loro anche il personale tecnico amministrativo e i professori. È giusto protestare perché definanziare, depotenziare la ricerca in Italia significa condannare il nostro paese alla scarsità, alla precarizzazione, alla rinuncia a avere una società migliore. Cambiamo argomento, ma taglia oggi il traguardo dei 90 anni. Luciano Benetton, una vita intensa tra moda, sport e gestione di autostrade per l'Italia. 60 anni fa, nel 1965, l'imprenditore nato a Treviso ha fondato assieme ai fratelli Gilberto e Carlo e alla sorella Giuliana il colosso Benetton Group, con sede proprio a Ponzano Veneto. Un marchio che anche grazie alla collaborazione con Oliviero Toscani ha rivoluzionato la moda e la comunicazione. Anche una parentesi politica per Benetton tra il 92 e il 94 con il Partito Repubblicano. Tanti successi, ma non sono mancati momenti difficili. Negli ultimi anni la crisi del marchio, l'addio della guida dell'azienda, la morte del fratello Gilberto e il crollo del ponte Morandi, che ha scatenato accese polemiche nei confronti della famiglia proprio del trevigiano. E insomma avremo modo di tornare sui 90 anni di Luciano Benetton anche nel TG di questa sera, mentre si è concluso il lungo weekend della 96esima Dunata degli Alpini di Biella e c'è stata anche una sorta di polemica per la mancanza dello cappello di Giancarlo Gentilini durante lo sfilamento. Ricostruiamo quanto successo con il servizio di Francesca Bozza. La deroga, a dire la verità, c'era, quindi non è vero che non c'era la deroga, perché io, il Presidente della sezione, in casi eccezionali la deroga c'è. La disponibilità da parte della sede nazionale, in questo caso particolare, c'è stata, ecco, da parte del Presidente nazionale. È direttamente il Presidente dell'ANA, Sebastiano Favero, a chiarire la vicenda legata al cappello di Giancarlo Gentilini assente durante lo sfilamento nella giornata conclusiva della Dunata di Biella, nonostante fossero molti cappelli di alpini andati avanti presenti. Da parte dell'Associazione Nazionale nessun veto, anzi, spiega ancora Favero. Era una telefonata tra me e il Presidente della sezione di Treviso. In questo senso, quando lui mi ha chiesto, perché aveva telefonato in sede nazionale che la segreteria aveva dato l'indicazione generale, perché chiaramente questa viene data, gli avevo detto guarda che nel caso specifico se decidi puoi farlo tranquillamente. Su queste cose noi non siamo così formali nel dire sì, no, c'è un indirizzo generale per evitare che poi sfilino troppi cappelli alpini alle volte senza la giusta motivazione, ma quando la motivazione c'è, per Gentilini credo che non ci fossero motivi per dire di no. Possiamo auspicare che questo via libera possa restare anche per la Triveneta di Conegliano? Sicuramente sì, sicuramente sì. Se qui non c'è stata e c'è stato un disguido, perché anche per noi alpini qualche disguido può esserci, quindi io non... sicuramente sì. Dunque, in attesa di vedere il cappello dell'Alpino Gentilini sfilare a Conegliano alla Triveneta, in programma dal 13 al 15 giugno, si archivia la Dunata numero 96 con un bilancio, sottolinea il Presidente Favero, estremamente positivo al di là di ogni previsione della vigilia. C'è stata una forte partecipazione anche della gente locale di Biella città, ma di tutta la provincia di Biella, quindi è stato un accogliere gli alpini, ecco, veramente col cuore aperto. Questo, pensando alla realtà piemontese, è stato per noi una piacevole e bella sorpresa. Una festa alpina dalle grandi emozioni come quelle vissute durante il passaggio dei gruppi del Veneto. Sono presidente di tutti e Chiara, voglio bene a tutti, però indubbiamente sono a Veneto, il cuore batte Veneto, e quando passa il Veneto, ecco, c'è quella pizzico di emozione in più, e anche questa volta è stato così.
Ed è stato un grande successo anche sulle reti Media Nord-Est, la Adunata nazionale trasmessa in diretta, più di 1.100.000 spettatori. Io volevo partire con questa bella immagine che sono i gruppi di rievocazione, e sono i gruppi di rievocazione della Grande Guerra. Vedete poi i vestiti, per cui si stanno già preparando. Però dal mattino presto, con i primi alpini in movimento fino al passaggio della Stecca e all'arrivederci a Genova 2026. Anche quest'anno le reti Media Nord-Est fanno segnare ascolti record per l'Adunata nazionale degli alpini, che si è svolta a Biella, dimostrando che anche quando gli eventi legati alle penne nere si svolgono fuori dal Veneto, sono le reti Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, quelle considerate di riferimento dal pubblico. Oltre 1.100.000 spettatori hanno assistito al lungo sfilamento dei gruppi alpini per le strade della città piemontese. Dati, quelli certificati dall'Auditel, che registrano una leadership assoluta del gruppo Media Nord-Est rispetto alle emittenti concorrenti, come si nota anche dal nostro grafico elaborato sull'ascolto medio Auditel nella giornata di domenica, e che dimostra il solido legame tra Media Nord-Est, le penne nere e i telespettatori costruito negli anni. Fanfara Montegrappa, cosa volete che suoni? Non può che suonare la canzone simbolo della sua storia. Telespettatori che hanno premiato lo sforzo di giornalisti e tecnici fin dalla sera prima, quando Media Nord-Est ha raccontato la vigilia della grande adunata, con i cori alpini e l'allegria che già si diffondeva in città in vista dell'adunata nazionale dell'indomani. In 100.000 a sfilare da tutta Italia, e il Veneto, per numero di presenze, è stato tra i protagonisti assoluti. Da casa tutto l'affetto del pubblico delle grandi occasioni, con oltre 1.100.000 spettatori, che Media Nord-Est ricambierà il 15 giugno mandando in onda sulle proprie reti l'adunata Triveneta, in programma nella Marca trevigiana, Conegliano, città alpina per eccellenza, che festeggia il centenario di fondazione della sua storica sezione. Quando il terzo raggruppamento si ritroverà a Conegliano. Così dunque il racconto di questo weekend. Poi noi passiamo allo sport, ma in un modo alternativo, perché è stata consegnata la laurea ad honorem a Velasco CT dell'Ita Volley femminile, laurea honoris causa in psicologia. Vediamo le immagini. Il maestro diventa dottore. L'Università di Trieste ha conferito la laurea magistrale honoris causa in psicologia a Julio Velasco. Figura di riferimento dello sport italiano e internazionale, il CT dell'Ital Volley femminile, oro alle Olimpiadi di Parigi, ha ricevuto il riconoscimento accademico per l'approccio innovativo alla leadership, alla motivazione e alla valorizzazione del potenziale umano nello sport. Velasco è tra le figure più influenti dello sport internazionale degli ultimi decenni per l'originalità e la coerenza con cui ha saputo integrare i principi della psicologia nella formazione, nella gestione dei gruppi e nella cultura della prestazione. Al termine della cerimonia, Julio Velasco ha tenuto la propria Lectio Magistralis dal titolo Allenare la mente. Non è che bisogna allenare il corpo così la mente sta meglio, ma che dalla nascita l'essere umano attraverso il movimento comincia a utilizzare i concetti, mentre che dopo, quando fa sport, soprattutto uno sport di squadra, non usa i concetti. Quando noi diciamo pensa quando giochi, diciamo una cosa che non è possibile, perché il gioco è troppo veloce per pensare con i concetti come pensiamo normalmente. Il cervello del giocatore ha un altro circuito, usa un altro circuito che noi dobbiamo capire, conoscere per poter allenarlo. Un traguardo emozionante, quello di oggi. Il golpe militare del 1976 in Argentina aveva costretto Julio Velasco alla fuga, rinunciando così a proseguire gli studi. E quindi mi è sempre rimasto, no? Questa cosa che non ho potuto finire l'università. Infatti oggi sono venute le due figlie di un mio intimo amico che purtroppo è morto per una malattia. Che lui ci teneva. La prima cosa che mi è venuta in mente è stato lui, quando mi è arrivato questo invito, perché lui ci teneva tantissimo a che io finisca
perché lui è diventato poi preside della Facoltà di Humanidades della Plata, no? Dove c'era psicologia, filosofia, storia, eccetera. Come mia mamma d'altronde, che ci teneva a... Mia mamma sarebbe stata contenta, ecco, che oggi uno dei 3 figli avesse una laurea anche se honoris causa, anche se diversa. Ed è credo molto bello che in un'università come la nostra, in cui il senso di squadra, il senso di comunità, il senso di vicinanza ai giovani è certamente al centro di tutte le nostre attenzioni, dare un riconoscimento a chi ha dimostrato l'importanza della gestione ma anche del supporto al carattere, alla motivazione, alla voglia di crescita dei giovani per ottenere risultati più elevati. Chiudiamo così la nostra prima edizione in sovraimpressione. Vedete il sondaggio di Ring, continuate a chiamare insomma la risposta e l'esito al sondaggio sempre durante la puntata di Ring questa sera a partire dalle 21 con il nostro Ferdinando Avarino. Dopo di noi come sempre le previsioni del tempo e poi con la programmazione pomeridiana fino ad arrivare ai TG della sera. Grazie per essere stati in nostra compagnia in questa mattinata. A tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.